Ancora un'aggressione a medici e infermieri. Un uomo di 40 anni, trasportato in ambulanza nella notte tra martedì e mercoledì da Uppeano al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Roma, ha aggredito una dottoressa che gli aveva chiesto di sottoporsi all'esame delle urine per verificare se avesse assunto delle droghe. Poi si è scagliato contro 3 operatori sanitari accorsi in aiuto. Uno ha riportato la frattura del setto nasale e gli altri una distorsione ad un dito e contusioni varie. I rischi maggiori sono in quelle aree dove si ha a che fare con persone di un certo tipo, che possono essere quelli che hanno problemi psichiatrici oppure che utilizzano delle sostanze che li portano ad atti di violenza. Chiaramente il pronto soccorso è il primo accesso, ma non è l'unico. Da tempo medici e operatori sanitari chiedono più sicurezza sul posto di lavoro. La polizia presente all'interno degli ospedali finisce il turno alle 16. In caso di aggressioni vengono chiamate le volanti, che arrivano il prima possibile, ma a volte è troppo tardi. Non è possibile che chi ha studiato e che ha cercato questa professione proprio per offrire un servizio ai cittadini con orari che sono 24 ore, quindi sempre presente con turni, si trovino ad affrontare queste situazioni. È inaccettabile, bisogna intervenire, lo chiediamo alla politica, lo chiediamo a chi gestisce la sanità.